L'avvocato risponde. Eccoci, buonasera, bentrovati cari amici teleascoltatori, radioascoltatori, da Massimo Leonardi che vi parla dalla sede di Radio Libertà. Finalmente sono riuscito a tornare e vedo davanti a me una bellissima visione, celestiale, il notaio Malta con l'avvocato Collovati che ci seguono dallo studio di Milano perché non ce l'hanno fatta. L'avvocato Collovati Ciao a tutti. è una provetta. Buona giornata, buongiorno a tutti. Ciao. L'avvocato Collovati, Ciao, dovete sapere che è una provetta guidatrice, ma oggi non se l'è sentita perché lei batte sempre il record Corso Magenta via Bellerio, no? Vi ricordate il film Vacanze di Natale? Ecco, Celeste Collovati batte il record via Bellerio. Va bene, bando alle ciance. Subito il numero di telefono, vabbè, do subito il numero di telefono 0292947222 come sempre per chiamarci in diretta. Oggi non avete scuse, sono venuto apposta qui in sede perché a volte dicono affinché ci chiamaste. Esatto, se siete collegati arrivano meno telefonate, che poi è vero perché la statistica che guida l'universo mondiale dice così: se qualcuno è qui arrivano più telefonate, quindi oggi non avete scuse, chiamate a raffica, anche perché c'è il notaio in linea che è caldissimo, carichissimo, triste, molto triste perché il Palermo è andato a casa, mi dispiace, il Palermo carichissimo, insomma, triste nel cuore. Il mio amico Pippo Inzaghi non ce l'ha fatta a ribaltare il 3-0 dell'andata, però è così, notaio. Ce l'ha quasi fatta. Il 3-0 dell'andata era proibitivo da ribaltare. Però, si sente in dovere di dire queste cose perché è forte della vittoria dell'Inter, della doppia vittoria. Certo, è forte la vittoria dell'Inter e anzi c'è già il balcone, un balcone famosissimo, vi dico già dove andare a vederlo. Se passate in zona Corso Vercelli, alzate gli occhi, lì sull'angolo con Piazza Conciliazione c'è un balcone tutto addobbato con i trofei dell'Inter. Che è il balcone che bello, è il balcone, sì, io l'ho visto diverse volte. Hai visto? Sì, Ecco. sì. Quel balcone è di una famiglia di Milano che io conosco senza fare i nomi, che tutte le volte che vince l'Inter addobba il balcone. Io mi ricordo ai tempi del triplete che hanno messo una statua. No, hanno messo proprio il trofei, la statua di Mourinho, ma ha messo i 3 trofei, la Champions League, lo scudetto, e ne hanno messi solo 2 perché l'Inter ha vinto 2 coppe. Ok, quindi, vabbè. A parte questa breve parentesi calcistica che però... Addobberò il mio prima o poi del Palermo quando sarei in Piazza Duomo, notaio, in Piazza Duomo vogliamo la bandiera del Palermo. Vogliamo la bandiera del Palermo. Ci sarà. Ecco. Se andiamo in Serie A ci sarà. Faccio autorizzare. Promessa in diretta del notaio. Quindi ormai è tutto registrato, notaio? Tutto registrato. Perfetto. Sì. Celeste, cosa dici tu? Allora, io direi una cosa. Abbiamo qui l'onore di avere appunto il dottor Malta e quindi approfittatene per poter fargli delle domande, perché oggi vogliamo concentrare la puntata su quella che è, diciamo, appunto il ruolo fondamentale della figura, diciamo, del notaio quando effettivamente viene interpellato per la tutela dei patrimoni, dell'eredità, di quant'altro possa riguardare una famiglia, quando serve ed è importante davvero ci rivolgiamo al notaio. Noi, come Massimo ben sa, in studio appunto collaboriamo col dottor Malta e spesso serve per i testamenti, per le compravendite, ormai per tantissime per le traduzioni degli atti, quando c'è gli atti appostillati. Dalle piccole alle grandi attività. Certo. Quindi vorrei che il nostro collega, il dottor Malta, vi introducesse un po' quella che è l'importanza del notaio, della figura del notaio e come si collega anche con il lavoro degli avvocati. Allora, sì, io partirei intanto da un momento logico, nel senso che non si va dal notaio soltanto per firmare l'atto, ma si va dal notaio anche per consulenze propedeutiche, quindi capire la situazione, vagliarla prima, studiare la documentazione. Ecco, il ruolo dell'avvocato è diciamo a braccetto, nel senso che senza avvocati o commercialisti nel caso di magari appunto situazioni societarie o entrambi come per ognuno per i propri aspetti, è assolutamente necessario che avvocato e notaio
avvocati e notaio lavorano insieme, si trova, esatto, diciamo, nelle argomentazioni, eccetera. Nelle argomentazioni e nel trovare una soluzione che sia ricamata per quella fattispecie, quindi assolutamente. Quindi, non so, se dovessimo fare un esempio concreto, dottor Malta, quali sono le possibili, diciamo, che ti capitano anche ricorrentemente, al di là appunto della firma canonica dell'atto di compravendita? Anzi, aggiungo, scusa, notaio, sì, di una cosa che stai vedendo che si sta sviluppando magari in questi anni rispetto a prima. C'è una pratica, una consulenza che stai vedendo un attimino sorgere in più rispetto a prima? Ecco, questa è una curiosità mia più che altro. Sì. Allora, la protezione del patrimonio, come diceva l'avvocato Collovati, è si sta molto prendendo piede, le persone sono molto più attente, forse anche il proliferare di cause e di contenziosi rende le persone più, e anche l'informazione sicuramente rende più, esatto, insomma, attente le persone, e quindi ti capita o che vengano anche autonomamente persone che sono preoccupate perché magari è arrivata un qualcosa prima magari non hanno un avvocato di riferimento perché hanno piccole attività o sono magari appunto addirittura dipendenti che non hanno mai avuto bisogno di un avvocato, quindi la prima cosa che gli viene in mente è: vado dal notaio, mi è arrivata questa cartella, mi è arrivata questa cosa da pagare anche di mio figlio, e sono preoccupati per la casa, sono preoccupati di perdere magari anche la casa, certo, o quant'altro. Ovviamente poi le cose più strutturate in cui si arriva già direttamente con l'avvocato e si trova una soluzione insieme, appunto, ripeto, che sia adatta alla situazione, calzante, esatto, ricamata ad hoc. Quindi sono sicuramente degli argomentoni che diciamo includono tantissimo. In alcune situazioni si parla di trust, si parla di testamenti, giusto. si parla di istituti che tendono a regolare, ecco, a proposito, prima e dopo. Certo, quindi come consigliavi tu, meglio, ma questo lo diciamo sempre anche nell'ambito legale, cioè meglio rivolgersi prima che dopo a situazione avvenuta dove magari poi ci sono appunto tempi più stretti, conseguenze un po' negative, quindi e anche l'impossibilità di agire. Se esatto. c'è già il problema, ecco, fare per esempio un fondo patrimoniale, fare un trust, fare Giuseppe, scusa, su qualcosa di questo genere. Su questo però una cosa te la voglio chiedere, secondo te, se a proposito di passaggi generazionali, sul patto di famiglia, che cosa mi dici? È uno strumento efficace in questi casi oppure no? No, è molto in disuso perché nasconde dei problemi fiscali, diciamolo, soprattutto per motivi sia fiscali sia anche molto tecnici, dove di fatto non ha preso granché piede. Credo che ne siano stati fatti in Italia forse 6 o 7. Perché di fatto però l'idea di questo strumento era tanta risonanza, poca sostanza. Ho capito, quindi fiscalmente, ecco, vedi. Sì, però per esempio ha un grosso limite, che è quello che deve dare a tutti qualcosa subito, e magari non c'è la possibilità. Io voglio aggiungere una cosa, vedete che giustamente anche noi che facciamo un altro lavoro rispetto a Giuseppe, non possiamo conosciamo questo tipo di istituti, ma non sappiamo quale possa essere il più conveniente. Quindi perché rivolgersi a un notaio prima? Proprio per questo, perché lui, in base alla descrizione della vostra situazione patrimoniale e anche familiare, vi consiglia quale può essere l'istituto migliore, magari un trust, magari chiaramente a seconda delle varie, è anche un lavoro sartoriale che va ad adattarsi alla singola famiglia, persona. Tu gestisci anche famiglie, no? Certo. Con patrimoni corposi, eccetera, quindi oltre che società, chiaramente. Certo. Quindi anche le società sono uno strumento per regolare i rapporti. Si può creare una società, però è chiaro che se uno brancola nel buio, non lo sa o pretende di fare tutto da solo, è chiaro che rischia di sbagliare, lo diciamo sempre anche con Massimo. Quindi rivolgetevi prima, perché la prevenzione è fondamentale. Poi vabbè,
La classica, come dire, caso pratico è, si rivolgono a te ancora per i testamenti, no? Il famoso testamentolografo scritto di pugno, cioè non so, quello si può fare a tutte le età, anche magari per dire, da giovanissimi, esatto, e il notaio è custode, oltre che pubblico ufficiale, custodisce può anche custodirlo. Può anche custodirlo, è una funzione fiduciaria nel caso di testamento, però, ecco, diciamo, Giuseppe, obbligatoria nel caso di testamento pubblico. Volevo anche dire sulla successione, gli amici che ci seguono in diretta, giusto per il discorso di Giuseppe di prima, cioè non andate dal notaio solamente per aprire la successione, magari andate dal notaio anche per pianificare o comunque per scrivere un buon testamento, perché anche lì sembra una banalità, ma non l'hai affatto, perché sul testamento il notaio Malta penso che potrà scrivere un libro con tutto quello che ha vissuto e su tutto quello che ha visto con i suoi occhi, leggendo, aprendo i testamenti. Quindi a volte meglio fare qualche anno prima, anzi molti anni prima, un passaggio che farlo dopo, quando ormai il dado è tratto, perché questa è la terminologia giusta, il dado è tratto, non si può più fare nulla. Ma poi ogni situazione è diversa, cioè magari c'è una famiglia numerosa ma con pochi appunto pochi insomma beni, o una famiglia dove ci sono solo magari un figlio, 2 figli, però magari poi c'è un nipote, insomma ogni situazione è a sé, quindi se chiedete al notaio ovviamente avrete la possibilità di sapere qual è l'istituto migliore, perché per esempio c'è il legato o c'è, no? Cioè, io ho qualche ricordo universitario, voglio giusto così per... No, ma giustissimo. Me lo ricordo all'esame il legato, quindi legato, parere sul legato. Esatto, beh, è tipico caso di esame, è tipico caso... Esatto, per esempio... Sul legato, che anche rima. Quindi vabbè. Ragazzi, comunque, noi stiamo aspettando le vostre telefonate allo 0292947222, approfittiamo che c'è il dottor Malta, che può appunto rispondere alle nostre chiamate. A me interessa anche, Massimo, se mi concedi, parlavamo prima della puntata, mi interessa che notaio ci spieghi anche del tema della donazione. Giusto. Perché come tu ben sai la donazione non è sempre, come dire, non è stata sempre... Diciamo che col notaio abbiamo avuto la fortuna... Abbiamo avuto... La fortuna anche, abbiamo avuto anche la fortuna di anticipare la notizia. Esatto, vai a te, vai tu. Sì, no, questo infatti l'abbiamo anticipato, adesso dal 18 giugno non ci sarà più, recente, non ci sarà più neanche la possibilità di trascrivere delle opposizioni alle donazioni, e quindi nel momento in cui per le donazioni fatte prima del 18 dicembre o fatte durante questi 6 mesi nessuno trascriva un'opposizione, quindi nessuno degli eredi si opponga alle donazioni, a quel punto la donazione non è qualsiasi donazione fatta sia prima che dopo la riforma sarà non impugnabile nel caso di vendita dell'immobile. Quindi ciò significa che il soggetto che acquista acquisterà e chi ha venduto e aveva quindi ricevuto in donazione l'immobile rimarrà un diritto di un debito, un eventuale debito. Chi vende un eventuale debito. Altro a credito, certo. È l'erede che è stato leso, l'erede che è stato leso invece avrà un diritto di credito nei confronti dell'erede che aveva ricevuto la donazione, o del soggetto, non necessariamente erede, del donatario, diciamo, che aveva ricevuto la donazione, e quindi avrà soltanto questa possibilità a chi è stato leso dalla donazione di recuperare in termini economici dal patrimonio del donatario, quindi del soggetto che aveva venduto. Questo significa che chi acquista in modo sicuro, e chi anche la banca che andrà a iscrivere ipoteca sull'immobile, o meglio verrà iscritta ipoteca sull'immobile a garanzia della banca, anche la banca sarà tranquilla, in quanto anche i propri diritti saranno tutelati, quindi non ci sarà più alcun diritto di restituzione dell'immobile.
Per cui questo è uno strumento che stavo per sicuramente dire. sta prendendo Sta più prendendo piede, ma scusami, le perché limitazioni... allora, la donazione ha sempre avuto un per questo è grandissimo sempre stato... utilizzo, Sì, però bene o però male era un È po'... stata molto Esatto, vincolata, sì. no? È stata molto, Sì. diciamo Esatto. che c'era sempre un grande timore, diciamolo Ma apertamente. Cioè, rimangono i limiti stabiliti dal codice, cioè per per sopravvenienza figli, eccetera. Sì, non è cambiato da quel punto di vista, non è cambiato nulla. La disciplina sulla donazione rimane la stessa, anche la legittima di ciascun erede è stata mantenuta così come era in passato. Che mi sembra anche corretto. Sì, assolutamente. L'unica cosa che viene modificata è la eliminazione dell'azione di restituzione, che è quello che rendeva l'immobile, la circolazione sull'immobile incerta. esatto. Cioè io vendevo l'immobile, la provenienza era donativa, chi era stato leso aveva diritto di andare da terzi soggetti e dire mi devi restituire l'immobile. C'era l'incubo, c'era un incubo per divenire c'era un incubo, esatto. Però un'altra cosa, notai, dato che a me piace dire anche le cose un po' piccanti, cioè nel senso che stiamo parlando Come di piccanti, adesso te lo spiego. Piccanti nel senso di dire che, allora, abbiamo detto che ci sono state queste riforme io ho capito, il riferimento è al peperoncino di ieri del Catanzaro. È vero, hai ragione. Piccanti nel senso di dire che è un po' provocatorie, uso rettifico, provocatorie, nel senso di abbiamo detto questa norma che oggettivamente ha dato una spinta e darà una spinta inevitabile alle transazioni immobiliari, e questo è evidente, non so quando, se adesso, ma sicuramente la darà. Ma un'altra cosa che io mi pongo è anche per voi, notaio, cioè è una cosa che ma come mai non c'è questa progressione di informatizzazione anche sugli atti elettronici? Cioè, io voglio dire, signori, qualcuno ci sentirà, basta con la burocrazia che può essere accorciata. Cioè, c'è il notaio, certe cose si possono fare online, si possono fare più velocemente. Cioè, notaio, io questo è notaio, vogliamo sapere cosa ne pensi. Io ho la mia idea, nel senso che scusa, no, aspetta, e chiudo. Sul Covid, che è stata una tragedia, ma una cosa ce l'ha portata positiva, che certe riunioni pippe, le udienze telematiche, ma non soltanto, anche delle riunioni pippe, udienze che dove andavi là, sì, delle pippate, anche le nostre riunioni, sì, vedi? inutili, brava, dove dovevi andare a Genova per precisazione delle conclusioni e il giudice rimetteva, basta, non se ne può più, non se ne può più. Se l'economia deve andare, c'è bisogno di una marcia veloce anche su quello è il mio pensiero. Anche se io sono ancora per alcune cose, cioè dal punto di vista umano, per gli incontri umani. Infatti stavo dicendo da vicino, però effettivamente Celeste, Massimo, lavorativamente parlando, hai ragione, assolutamente. Beh, ma il processo telematico è... Allora, io penso che nel mondo notarile si sia dato grandissima importanza a questo. Esistono, intanto le assemblee societarie possono essere fatte adesso totalmente online. Certo. E ovviamente è responsabilità professionale del notaio andare a svolgere assemblee che siano realmente esistenti, perché poi saranno firmate solo dal pubblico ufficiale che le redige, quindi dal notaio in quel caso. Però ecco, nella responsabilità professionale del notaio fare un'assemblea online adesso è assolutamente possibile. Certo. Esiste anche altri strumenti dove si può, come diceva Massimo, assolutamente fare delle compravendite o degli atti online, ok? Con strumenti come firma digitale, firme in altro modo. Ma secondo me al momento il meccanismo è molto limitato, non tanto dagli strumenti notarili, ma dagli strumenti bancari sul pagamento del prezzo. Come gestiresti il momento delle firme con il momento del pagamento? Giuseppe, ti faccio in presenza un esempio. si può fare, online diventa più impossibile fondamentalmente. Allora, adesso io sto facendo un esempio, però un esempio concreto vissuto su di me. Io ho aperto l'altro giorno un conto corrente da qui, negli Stati Uniti d'America, con una banca, senza fare il nome, attraverso la sua applicazione della banca, ho caricato il passaporto, mi ha riconosciuto con lo strumento biometrico il viso, quindi, signori, siamo nel 2026, cioè io non voglio sapere balle, cioè o le banche si svegliano,
ma lo dico molto francamente, perché io mi sono anche stancato di correre dietro alle banche, manca la firma, cioè dobbiamo darci una svegliata. Sì, E poi ci dovrebbero deve essere essere, più e poi controllati. ci deve essere una regolamentazione univoca delle banche, cioè le banche non è possibile che una filiale Sì, pensa hai una ragione. cioè deve esserci un regolamento, perché signori, sapete che poi gli investitori Che scappano, funzionino tutte no, nello stesso modo. Celeste, scappano via poi la gente, scappa via, perché se uno viene No, qui lo so, e ti fanno diventare matti, perché giustamente diceva Giuseppe, uno o strumento ci metti di più cioè, per... Sì. signori, gli investitori vengono e vogliono fare le cose velocemente. Ora non è compito mio, non sono io un legislatore, non sono io un informatico, dico che gli strumenti tecnologici ci sono, non ci sono più scuse. Quindi o c'è Certo. la possibilità o non c'è. Quindi su questo io ho un'idea Sì, molto precisa. su un atto di faccio un esempio, Sì. su un atto di compravendita online, Sì. quello che accade normalmente è questo. Le parti firma il notaio, l'assegno circolare era sul tavolo, era stato lasciato come si dice, dal venditore e viene preso dall'acquirente, ok? Questo è quello che succede nelle compravendite normali. È un assegno rimasto sul tavolo. Ma già l'assegno permetti di dire che è online esatto. non lo puoi. No, però è già uno strumento un po' retrogrado. Allora, sì, oppure anche un bonifico, ok? Notaio, che cosa potrebbe essere? Potrebbe essere... No, dovrebbe essere depositato Bravo, al notaio il prezzo. ma certo, ma come avviene in qualsiasi... diciamo, lì dipende anche dal venditore quando vuole incassare il prezzo, perché nel caso di deposito prezzo al notaio l'atto prima va trascritto e poi va rilasciato il prezzo al venditore, quindi non sempre, diciamo, è una situazione che piace ai venditori aspettare 2 o 3 giorni per ricevere il pagamento. Quindi certo. poi sono, diciamo, come dire, sono esigenze pratiche che vanno appunto così moderate con quella che è la tecnologia, con ecco, quella che è adesso ho cercato il nome perché non mi veniva in mente, l'escrow account, cioè sì, è il deposito, cioè, negli Stati Uniti chi compra versa ovviamente o prima della compravendita l'importo della compravendita in un conto che è segregato. Esiste anche in Italia, però non lo usa nessuno. Sì, Giuseppe, ma se vai a chiedere a una banca l'escrow account, si girano e dici scusi, che lingua è? Non capisco bene. No, noi siamo, ciascun notaio ha un escrow account, siamo obbligati per legge ad avere ognuno di noi un escrow. Sì, esatto, ed è un conto segregato che non cade in successione nel caso di morte del notaio. Perfetto. Non è pignorabile, quindi le somme lì contenute non sono pignorabili, quindi puoi mettere soltanto mettere sul conto non somme extra, ma somme relative al pagamento di imposte di atti notarili e al pagamento del prezzo al venditore, ok? Questo è, però per far gravitare queste somme cosa succede? Succede che il notaio non è che dà alla stipula la somma di denaro, ma deve prima trascrivere l'atto. Una volta che l'atto è trascritto, può... È una complicazione unica, no? È vero. Sì, ci sono troppi passaggi, dai, scusami. Io sono d'accordo con la garanzia sia di... Sì, no, ma vabbè, ma ragazzi, però effettivamente oggi sono particolarmente... quasi passa le parti possono anche decidere che il notaio dia contestualmente alla stipula, ok? Ecco, forse lì è... Però comunque deve firmare l'atto, cioè firmare l'atto. Va bene, io dico, poi il notaio dovrà andare in banca a fare il bonifico. Sicuramente, però questo che io sto vedendo, lavorando tanto anche con l'estero, è questo, cioè io veramente siamo in netta difficoltà. Ora, poi se qualcuno vuole prendere coscienza di questa cosa, bene, io non sono legislatore, faccio l'avvocato, quindi però ecco, quando vedi così la macchina, così farraginosa, a volte credo che un investitore che viene e vuole fare ha delle difficoltà. Potrebbe essere... No, se è abituato magari a lavorare con l'estero e poi si ritrova qua in Italia, magari capisce la differenza proprio di tempo. In teoria lavorare da un punto di vista notarile, la parte notarile è sempre quella meno burocratica. Certo, sono le altre cose. Sono le altre cose che sono un po' più... Poi anche adesso aprire un conto, tu dici aprire un conto per la società estera
io l'ho aperto in 10 minuti me ne frega, lo dico, la Mercury Bank, non me ne frega niente. Non vedevo l'ora di dire. Mercury Bank, bellissima. Riconoscimento facciale, passaporto. Ma questa non è una pubblicità, ma no, certo. tanto alla fine sono in America, quindi Ma sto scherzando, dai. esatto, no, dico filiali in Italia non ce le hanno, quindi Non sei socio della Mercury no, Bank. assolutamente, sì, possiamo certificarlo. Secondo me, anzi, non so se no, io non posso non abbiamo i documenti. No, però a me piace oggettivamente, adesso a parte gli scherzi, quando c'è la tecnologia, insomma, magari non troppo aggressiva, però quando c'è una progressione di tecnologia, insomma, è piacevole. È piacevole. Diciamo no? che si eliminerebbe del tempo un po' perso, della burocrazia, adesso, ma questo lo diciamo sempre anche noi che lavoriamo insomma, contro l'INPS, cioè insomma, anche con i a depositi. volte per me è inutile anche che un signore, un cliente quando mi dice sono andato all'INPS, ho preso un appuntamento, non risolvi niente, lo dico proprio apertamente e chi ci segue da tempo lo sa, cioè purtroppo lì devi rivolgerti a un avvocato e devi andare poi un po' per le maniere Scusate formali. ragazzi, c'ho la regista che mi bacchetta. Abbiamo la pubblicità. 30 secondi, un minuto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci, Bentornati, eccoci. Piccola Allora, io do pausa. ancora il numero Vai. di telefono speranzosa in una chiamata in questa mezz'ora, 0292947222. Non abbiamo sempre a disposizione il dottor Malta, quindi voglio dire, approfittatene anche per fare qualunque tipo di domanda, anche qualcosa di cui non stiamo parlando. Nel ruolo del notaio, ne parlavamo adesso, c'è nel suo ruolo anche il discorso della cassetta di sicurezza, no? Cioè, verbale di verbale apertura di che cassetta di sicurezza. quando apri la cassetta, no? Esatto. Però anche quando la chiudi? No, apri nel senso che chiudi il contratto, perché le cassette che se in una successione il decuius aveva, quindi il soggetto che è deceduto aveva una cassetta di sicurezza, Sì. gli eredi non possono andare in banca e dire ok, sono l'erede, dammi la chiave, Senza apro. autorizzazione. Esatto. Sì. C'è una procedura che viene seguita. Se no andrebbe chiunque magari. Esatto. La procedura è funzionale anche ovviamente, quindi si fa prima della successione, Sì. e poi propedeutica a
redigere un verbale in cui si vengono inventariati i beni e rinvenuti alla cassetta. Quindi la banca notifica all'Agenzia delle Entrate che quel giorno X verrà aperta una cassetta di sicurezza, viene avvisata l'Agenzia delle Entrate in tempo utile affinché possa eventualmente decidere di sovrintendere anche lei alle procedure di apertura, mandare un funzionario e quindi quel giorno stabilito che è stato appunto comunicato all'Agenzia delle Entrate ci si reca in banca, notaio ed eredi, si fa accesso alle cassette di sicurezza e si apre la cassetta di sicurezza che era stata appunto, di cui era stata notificata di partita, il decesso della persona. E si fa un inventario, quindi l'inventario dei beni che vengono rinvenuti, esatto, quindi viene anche convocato un perito che dovrà valutare bene per bene il valore, quindi di solito sono diamante, esatto. possono essere gioiello, lingotti d'oro, c'è di tutto e di più. A volte si trovano anche appunti o un testamento, si può trovare anche un testamento. Quindi viene pubblicato anche il testamento, insomma, si trova di tutto. Una cassetta si può fare anche, cioè io so che la successione va fatta entro un anno dal decesso. L'apertura si può fare anche dopo? No, va fatta prima perché deve essere fatta prima della successione, esatto, perché poi questi valori vengono anche dichiarati in successione, viene allegata il verbale alla successione. Ecco, scusa Giuseppe, come avviene, per esempio, mettiamo il caso che... In quel caso il notaio ha un ruolo certificatore, si dice. No, ci sono anche altri tipi. Volevo chiedere, quando per esempio una persona muore, chiaramente magari i suoi eredi non sanno che era possessore di una cassetta, cosa succede? Com'è che avviene l'allerta? Cioè è la banca, giustamente? No, l'allerta non c'è. Se poi se la banca non avviserà, perché non potrebbe altra cosa che mi sembra un po' strana, perché se io magari non avevo rapporti o comunque non so, non si era parlato di questa cosa. La banca non può sapere, cioè quantomeno deve essergli notificato. Magari io posso chiedere alla banca? Sì, tu in qualità di erede puoi dire, esatto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che Tizio Però c'è l'ipotesi anche che se uno non l'ha detto a nessuno, rimane la banca di fatto, quando potrebbe venire a sapere la banca, quando non viene corrisposto il costo del deposito, in questo caso. Cioè nel senso, no? Perché la cassetta costa, non so, 50 euro all'anno. Sì, di solito è a debito diretto sul conto corrente. Quindi, esatto, quindi è vero. Quindi con l'addebito è difficile. A me è capitato anche una cosa particolare, una apertura forzosa di cassetta di sicurezza. C'era anche quindi il fabbro che ha aperto perché non c'era la chiave, perché l'erede non sapeva dove fossero le chiavi della persona. Erano eredi che vivevano altrove, appunto in quel caso erano venuti a conoscenza che la zietta aveva lasciato la cassetta di sicurezza. Era un momento opportuno. E quindi siamo andati ad aprire insieme al fabbro, c'era il fabbro. Una cosa che penso possa capitare, perché effettivamente le chiavi può essere che magari qualcuno non le trova. Dopo anni si possono perdere. Effettivamente. Sì, può capitare. Io ho perso quelle della cantina, ma cioè comunque non c'era granché in cantina. Quindi andava bene qualche maglietta sgualcita. Lì non c'è bisogno del notario. Infatti non ti ho chiamato. A parte gli scherzi, in questa parte che ci rimane di puntata, io volevo, perché con Giuseppe prima parlavamo di un tema che è insomma un tema molto sensibile, lui molto, no, in questi ultimi penso tempi. A tutti, penso esatto. A tutti. Della violenza economica, che comunque si accosta anche alla violenza sulle donne. E purtroppo oggi è sempre più frequente, abbiamo visto nell'ultimo anno, ogni anno aumentano i femminicidi. Non mi fate essere femminista, come sapete io
sono per, come dire, dalla parte di entrambi, femminicidi, omicidi, per me è la stessa cosa, però i numeri parlano da soli, cioè i femminicidi sono sempre più in aumento. Spesso Quindi, e volentieri spesso si parte da una violenza domestica in famiglia, che magari viene anche è sottovalutata e viene anche come dire, imposta tramite un predominio economico di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge. Quindi banalmente una dipendenza economica, perché magari un soggetto lavora, l'altro invece sta a casa senza dire marito, moglie, così. E dipende economicamente dall'altro. Quindi si innesca una forma di, appunto, dipendenza che però poi può portare... È schiavitù. Stavo dicendo. Sì. Anche alla predominanza. Alla predominanza, alla sopraffazione di un individuo nei confronti dell'altro. Ci sono dei meccanismi che consentono di riequilibrare, tutelare i rapporti economici. Si torna infatti un po' all'istituto della comunione dei beni, quando la comunione dei beni è l'istituto, diciamo, come dire, quello legale, no? Se io mi sposo senza dichiarare nulla, mi si applica la comunione legale, però spesso e volentieri si dice ok, facciamo la separazione dei beni. In contesti dove magari uno dei coniugi non lavora, invece potrebbe essere utile rimanere in comunione dei beni, in modo tale che i beni acquistati durante il matrimonio siano di entrambi, oppure la creazione di fondi patrimoniali, non per segregare il patrimonio e per estrometterlo, chiamiamolo, o distoglierlo ai creditori, ma magari fatto proprio appositamente per riequilibrare i rapporti dei coniugi, perché nel momento in cui io inserisco nel fondo matrimoniale un bene, a quel punto per venderlo avrò bisogno del consenso della firma dell'altro, e quindi riequilibra un po' i rapporti economici e rende meno schiavo, tra virgolette, chi non porta un contributo economico monetario, ma magari porta invece un contributo a livello organizzativo della famiglia e organizzativo. Quindi sono istituti su cui il notariato sta puntando i riflettori. Anche qui la consulenza notarile alcuni consigli notariali addirittura hanno dei centri di ascolto nei comuni che vengono coperti proprio da notai. A Milano è una bella cosa, comunque, direi che è sì, ma è molto attuale, e quindi è un argomento su cui il notariato si sta spendendo, ed è molto importante come argomento, e purtroppo attuale, no? Anche se siamo nel 2026 e parliamo di atti online e di procedure telematiche migliorabili, poi invece ci ritroviamo in altre cose nel Medioevo. Può essere utile anche, il tema è sempre quello, anche per chi magari poi vuole fare il furbo, scappa con un'altra e io romanzo di più. Sì. Scappa con un'altra, scappo con l'insegnante di yoga. Io non faccio diritto di famiglia, ne ho sentite. Massimo lo sa e ride. Scappo con l'insegnante di yoga, ecco, e lì se uno avesse fatto la comunione dei beni, però anche lì è più tutelato, perché poi non ci pensa. Però vabbè, se uno scappa perché per libera scelta non ha perpetrato violenza, perché dovrebbe pagare? Sto scherzando. Temperiamo un po' questo. Ridiamo ancora il numero, Celeste, che magari su qualcuno si vuole te fa 02. Massimo, secondo me non lo so, non lo so, ultimamente sono andati in vacanza, ma oggi c'è il sole, probabilmente sono andati già al lago, non so. Beati loro, no? 029294 722. Io lo dico sempre, la nostra trasmissione va avanti se abbiamo anche il vostro supporto, perché ovviamente, come tutte le cose, ci serve anche un vostro feedback. Io credo che hanno paura di me, alla base di del notaio, che notaio uguale tasse, cose da pagare. Io credo che alla base di tutto ci sia un po' di
di un po' di timidezza, no? Timore Poi nel- timidezza anche della gente che magari non vuole. Beh, ma però- non siete obbligati a dire il nome, Ma- cioè potete No, anche beh, appunto- nome, però devono dire, a parte quello, però diciamo che ma siamo possono dire anche un nome di Beh, fittizio. vabbè, cioè, un nome a non è parte, che- sì, ma dico, ma a parte quello, mi sembra che noi conduttori siamo abbastanza Ah, indulgenti. lasciami dire una cosa, Massimo, Sì, no, sì. perché appunto facendo questa carrellata anche, ecco, il nostro notaio qua di fianco Sì. non è perché è nostro, nel senso che lavoriamo con lui, ma si è occupato, lasciamelo dire, anche tu hai fatto qualcosa riguardante il calcio, Certo. o sbaglio? Sì, 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 No, a sì. proposito, tornando al Beh, tema sì, calcio, sì, perché a mi- questo punto mi interessa anche se vuoi raccontare anche questa esperienza, perché un notaio può anche occuparsi di una, Beh, come dire, cessione, cessione costituzione. di Certo. Sì, una- allora, le società... Cioè, non solo il procuratore sportivo, Assolutamente. giusto? Sì, sì, diciamo, le società calcistiche per la maggior parte sono detenute da società... Procuratori, sì, eccetera. sì. Però anche il notaio può intervenire in questo tipo di Sì, operazioni. nel caso di compravendita di una squadra di calcio, le squadre di calcio sono diciamo, aziende sono gestite da società, chiaramente sono di titolarità di società o di holding, e quindi nell'ambito di una compravendita di squadre di calcio deve essere, come si legge anche sui giornali quando c'è una transazione Certo. di una squadra di calcio di Serie A, di Serie B Certo. insomma che vengono Certo. c'è anche, appunto, si riporta notizia, sono stati dal notaio Certo. perché è una Chiaro. compravendita di una quota societaria. Io esatto. personalmente ho avuto Poi anch'io- si va su quelle dilettantistiche invece in cui magari vengono gestite sotto forma di enti del terzo settore, Ok. poi, diciamo, Ecco, su io su altri questo argomenti, punto, diciamo, non a scopo su di questo lucro, punto sulle società anch'io ho fatto- calcistiche di A e di B. Anche tu, diciamo. Massimo? Sì, ho Sì, fatto diversi. un'esperienza da questo punto di vista, perché pensate che io ho giocato con molto orgoglio nel Piacenza Calcio, ho fatto tutto il settore giovanile. Poi il Piacenza Calcio è stato in Serie A, è andato in Serie B, è tornato nei dilettanti. Bene, 5-6 anni fa, dai dilettanti, quello che diceva Notaio Malta, è stato promosso in Serie C, quindi loro nel frattempo mi hanno nominato revisore del Piacenza Calcio, perché chiaramente quando la società è dilettantistica non ha gli obblighi di una società di capitali. Quindi siamo dovuti andare dal notaio, abbiamo trasformato in questo caso la società, è diventata società di capitali, quindi è stato nominato un consiglio di amministrazione, è stato nominato il revisore, è quello che diceva il notaio. Quindi è un passaggio obbligatorio in certi versi, come questo. E quindi, Assolutamente sì. quindi, oppure sulle cessioni delle quote. Quando sono appunto acquistate vengono acquistate da altri soggetti, si fa tramite trasferimento Mi piacerebbe sapere il notarile notaio, o Giuseppe, girata azionaria se è una SPA o una SRL, un cessione di quote e quant'altro. Ok. No, mi piacerebbe sapere il notaio che aveva seguito la cessione del Milan, quando il cinese mise 90 e poi, cioè, quello mi piacerebbe capirlo. L'operazione non sono io. No, su questo è chiaro, No. però dico lì, perché vi ricordate, non so se vi ricordate, ma il Milan fu acquistato 4 anni fa o 3 anni fa da un cinese che poi cioè in 4-5 mesi aveva comprato e poi aveva rivenduto, aveva fatto un giochetto di prestigio che ancora adesso credo che non si capisca. Non ti è chiaro? No, ma non solo a me, credo al 99% della gente che è in finanza, perché quell'operazione fu clamorosa. Tant'è che le malelingue dissero che fu sempre Berlusconi che da dietro, tra virgolette, con una società a schermo abbia in qualche maniera diretto questa operazione. Ovviamente non c'è stata conferma di questo, però fu un'operazione alquanto bizzarra, perché poi dopo arrivò il fondo Elliott, che è attuale capo del Milan, e praticamente prese il Milan quasi gratis, perché il compratore aveva un debito con Elliott e il fondo si è preso la società, così come ha fatto l'Inter adesso, il fondo Oak-Tree, che si è preso l'Inter. Lo vedo informato su queste lui è Beh, no, ma hai ragione. Però Celeste, in questi anni c'è stato l'avvento di questi fondi che praticamente sono il proprietario. Se voi guardate in Serie A, sono ormai loro i proprietari sì, non è più il singolo imprenditore, vero? Anche anche per esempio anche il Palermo del City Football Group, certo. che è la stessa
proprietà del Manchester City, ecco, per intenderci. Ma sì, molti- ormai ma- chiaro, con tutti i soldi che Al 95% c'è bisogno sì, di sì. un fondo Ma ricco adesso, di... sì, comunque fanno investimenti, stanno investendo tanto sul Palermo, stanno facendo lo stadio che è candidato ad essere uno degli ecco, stadi è vero, degli europei del degli europei. 2032, quindi insomma è un po' di se usati bene Ma invece, gli scusate, investimenti sono per i ben miei voluti. che ci sono in ascolto, e San Siro, che io poi non ho più seguito, che fine farà? No, San Per ora è Siro fermo? se- O è rinnovato, no? eh, Max, tu che Intanto volevi? do una notizia bomba che mi è arrivata adesso. A me piace. Vai. Allora, mi è arrivato finalmente il rimborso del Comune di Milano per le multe che ho preso illegittimamente. Che ti avevo detto io che ti avrebbero Sì, rimborsato. guardate, è l'ho tutto usato provato. io. 570 euro che ho preso. Oh. I 500 perché il sottoscritto nel periodo delle Olimpiadi andava nella corsia preferenziale e il Comune di Milano ometteva qualsiasi indicazione se non con una scritta pennarello. Io pagai, l'avvocato Collovati, mentre una volta stavo andando in macchina, mi ha mandato l'articolo, scritto Massimo, puoi avere il rimborso, e io... Ottieni il rimborso perché finalmente la giunta si era resa conto che era un che qualcosa... non era ben segnalato. esatto, no, non soltanto non era segnato, pensate, avevano messo con la penna, giuro, con un nastro adesivo, il cartello che non si poteva passare con lo scooter. Immaginati tu, quella preferenziale che io faccio per andare a nuotare la mattina, ci sono 6 telecamere in tutta la via. Ho preso la circonvallazione 500 euro in 3 giorni, così come me, tantissimi motociclisti. Ci fu una li hanno rivolta. dovuti annullare Ci tutti, fu una sì. rivolta, però devo dire, bisogna dare a Cesare il che è di Cesare, il comune ha pagato anche abbastanza velocemente, ha restituito, quindi bisogna anche essere onesti che hanno fatto No, meno loro. male che si è accorto dell'errore, perché poi noi, cioè, non è che vogliamo accanirci, se ci si è accorto... certo, sì, è stato un atto nobile. Per me a volte è più nobile, anzi è più nobile ammettere l'errore che far finta di niente. Sì. Quindi io da questo punto di vista sono assolutamente... Perché non sbagliare mai è pressoché impossibile. Esatto. Noi guarda, no, pressoché è impossibile. Lo diciamo sempre perché abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, sai, di responsabilità ovviamente del professionista in generale, può capitare a noi, responsabilità medica, che vabbè lì, sai, ce ne sono tante di casi, e può capitare a un notaio, per esempio. Certo. Come sapete tutti, compreso il notaio, poi è dotato di assicurazione, quindi voglio dire, è normale, è obbligatorio. Non sempre quando veniamo chiamati a responsabilità, effettivamente poi la responsabilità è nostra, bisogna accertarlo. Ovviamente gli avvocati di controparte, se c'è qualcosa che non va in un atto notarile o durante un'operazione medica, sicuramente dicono è colpa del notaio, è colpa del medico, è colpa del... Poi chiaramente bisogna accertarlo. Che lo diciamo sempre, non ha nessun valore, detto a voce, il dito deve essere il dito puntato, tutto provato. No, deve essere tutto provato. Io, hai detto bene, su questa cosa che mi stai dicendo ora, mi era capitato in una riunione, non mi ricordo con quale cliente, che si lamentava che, forse c'era anche Massimo, che si lamentava che il notaio non gli avesse detto, ti ricordi Massimo, il notaio non gli avesse detto, non ricordo cosa, forse una certificazione energetica, eccetera, che sono obbligatorie, però in realtà poi bisogna andare a vedere. Bisogna capire, effettivamente gliel'ha detto se era una... Ecco, una cosa, dal punto di vista fiscale, tu notaio, quando redigi un atto o lo stai, vabbè, insomma, lo stai confezionando e lo stai leggendo, devi anche mettere, sì, dal punto di vista fiscale quali sono tutte le, vabbè, sì, l'IMU, eccetera, le calcoli tu? No, l'IMU no, noi siamo responsabili in solito con le parti. Solo per... Relativamente alla tassazione dell'atto notarile. Ok. Quindi il notaio calcola in autoliquidazione le imposte, poi registra l'atto e l'Agenzia delle Entrate ha 60 giorni di tempo per verificare la tassazione che ha fatto il notaio ed eventualmente rettificarla in aumento. Quindi, di solito se c'è un errore in aumento, non è in diminuzione, nel senso che l'Agenzia delle Entrate, se paghi di più, non ti dice ok, hai pagato di più, ti restituisco, non ti dice nulla. Se invece sbagli in difetto, quindi ti manda un'integrazione,
notaio è responsabile in solido con la Ecco, nel parte. caso sei anche Sì. tu Però responsabile. diciamo che è una grande, ovviamente un grande impegno del notaio, una grande responsabilità nel ovviamente dirigere tutto, perché poi è un attimo che si fa veramente cioè può generare un problema, quindi E anche si può si può sbagliare, il Sì, notaio sì, sta sì, sì, attentissimo a tutto, devo dire. può capitare nell'arco di una vita professionale di sbagliare Certo. la tassazione di un atto, dalle magari 200 euro fisse che erano Che hanno sfuggito, può capitare. perché una clausola magari particolare, per esempio una delle ipotesi che adesso però hanno eliminato era che se nel caso di compravendita di immobile con consegna posticipata, quindi io ti vendo l'immobile ma te lo consegnerò tra un mese, 2 mesi. Che è frequente, Giuse, no? Questa cosa Che è frequente, esatto. Nel caso in cui veniva inserita una penale per la ritardata consegna, quindi l'atto diceva io ti vendo l'immobile, ti consegno l'immobile tra 2 mesi, se però l'acquirente si tutelava dicendo se però tu me lo consegni dopo lo scadere dei 2 mesi, per ogni giorno in ritardo ti applico una penale pari a, per esempio, 100 euro al giorno. No? Allora, questa clausola veniva interpretata dall'Agenzia delle Entrate in maniera restrittiva. sì, no, restrittiva, ma proprio veniva applicata una imposta in più rispetto a quella di compravendita, quindi veniva tassata sia la compravendita, ma in più veniva tassata la clausola penale. E quindi inizialmente non lo sapevamo, come notaio non lo sapevamo, e è capitato che fosse arrivata l'avviso di liquidazione. l'avviso di liquidazione arriva al notaio, quindi 200 euro le paga il notaio. Poi ci possono essere degli errori, ora vi ho fatto un esempio che mi è venuto in mente, però ci possono essere anche degli errori dovuti a una diversa interpretazione della norma, perché Scusa, purtroppo Giuse, il fiscale è molto particolare. Una cosa, una curiosità che ho sempre da dirti. In tema di intelligenza artificiale, notaio, c'è qualcosa che la categoria sta sviluppando? Sono curioso, proprio sulla scorta di questa cosa che hai detto, perché magari certe cose che sfuggono alla mente umana a livello tecnologico possono essere intercettate subito. C'è qualcosa che si muove oppure no? No. Assolutamente sì, il notariato comunque ci sono anche delle commissioni di studi che attenzionano l'argomento. Considerate che noi tra blockchain, intelligenza artificiale, atti digitali, cerchiamo sempre di, cioè siamo, nel senso non io direttamente, ma i notai, la categoria, esatto, il Consiglio Nazionale del Notariato segue questo tipo di sviluppi, e quindi anche l'utilizzo che se ne può fare in maniera corretta di quelli che sono gli strumenti come l'intelligenza artificiale, ben venga se mirano a migliorare, togliere, esatto, perché giustamente e a ridurre un margine di errore. Esatto. Per esempio, noi lo stiamo usando, io specialmente come commercialista, dovete sapere che l'intelligenza artificiale è veramente efficace per quanto riguarda il raggruppamento di numeri e le sommatorie. Per esempio, quando arrivano avvisi di accertamento, cartelle, dove ci sono veramente una serie di elenchi di debiti, e in questo caso l'intelligenza artificiale è molto efficace, al contrario invece quando si chiede all'intelligenza un ragionamento tecnico-giuridico con richiami di sentenza, allora lì no. Ma a livello numerico credo che si possa fare grande affidamento con le sue intelligenze artificiali, quindi potrebbe essere un grandissimo spinta per eliminare quei piccoli errori che sono umani, secondo me. Ecco, questo è il mio pensiero. Certo, sì, ovviamente l'intelligenza artificiale nessuno pensa che sia lecito farti scrivere un atto dall'intelligenza artificiale. Non sostituisca né l'avvocato né il notaio. Io la chiudo così, poi può servire. Io penso che sia impossibile. Però non in sostituzione, in accompagnato. In accompagnamento, vi do anche questa ulteriore chicca. Anzi, secondo me il ruolo è rafforzato dell'avvocato, del notaio, del magistrato in presenza di questi istituti, un po' come la blockchain, che si diceva la blockchain è una minaccia per i professionisti, poi in realtà è diventato un rafforzamento perché qualcuno
che immette i dati e che controlla i dati ci deve essere. Non è che, Concordo pienamente, notaio. Ti faccio un esempio. Ho avuto un procedimento a Milano, senza ovviamente entrare in particolare, questo magistrato bravissimo, e scherzando, perché l'ho avuto un paio di volte, quindi c'è stata un minima confidenza, e gli ho, diciamo così, messo sul piatto dicendo: ma il magistrato, dottore, ha fatto un dispositivo perfetto, avvocato, lei usa intelligenza artificiale, cosa crede che io non la uso? Mi ha risposto così. Quindi, cioè, giustamente, nel senso che il guidare, sì, ma certo, ma è normale, il guidare un atto, impostarlo, come diceva il notaio, perfettamente d'accordo, anzi non peggiorerà mai, alzerà la qualità se usata con raziocinio. Questo che secondo me bisogna... se usata con raziocinio, Certo, è proprio quello che dobbiamo fare. Abbiamo un minuto, Natalia mi ha detto così. E vabbè, un minuto, io devo dire, intanto vorrei ringraziare il notaio e grazie a voi per la chiacchierata. lascio sempre la mail qualora vogliate anche metterti in contatto con noi, col notaio, studiolegale@dirittissimo.com. Comunque potete rivedere la puntata su Facebook, sui nostri social. Massimo mette sempre degli spezzoni. Quindi grazie per averci seguito. Grazie per averci non seguito. fate, cioè, non potete liberarvi di noi. Io voglio salutare mia mamma che mi ha scritto adesso, che è in linea. Ciao mamma, ti voglio Ciao bene. Gabriella, ciao, la salutiamo. Salve signora, salve. Con piacere, avremo di nuovo, grazie anche delle novità che ci hai illustrato sulle donazioni, che è una cosa proprio recentissima che avverrà tra poco. Io vorrei ringraziarti e ti abbiamo grazie a voi veramente. Grazie notaio, sicuramente. straordinario. Ciao, un abbraccio forte. Ciao. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.